Assessore Santoro, oggi inauguriamo la variante alla 352, un'opera strategica non solo per Cervignano ma per l'intera Bassa Friulana. Sì, è un'opera molto importante che viene da lontano e noi come ultimi di una staffetta ideale che ha portato le varie amministrazioni sia regionali che comunali a portare avanti appunto questa grande opera, oggi inauguriamo e tagliamo il nastro. È un'opera importantissima proprio per le industrie, per quanto riguarda il traffico pesante che potrà passare senza intaccare il centro di Cervignano, ma anche per i cittadini, da un lato garantendo maggiore sicurezza nella lunga percorrenza e dall'altro sgravando il centro di Cervignano di quel traffico parassita che oggi lo attraversa. In questo modo si aprono i presupposti perché il centro di Cervignano possa portare avanti progetti di riqualificazione urbana legati proprio alla qualità ambientale del proprio centro. Quindi un'opera doppiamente importante che rappresenta quindi un reale investimento sul territorio proprio perché dà la possibilità di pensare ed attuare altri progetti sia di riqualificazione che di percorrenza. Un'opera realizzata in delegazione amministrativa da Autovie Venete e che ora passerà in gestione a Strade FVG. Sì, le due società sono i due bracci operativi della Regione. Autovie Venete ha fatto quest'opera in delegazione amministrativa, dimostrando ancora una volta l'altissima professionalità, non solo nei momenti normali di conduzione di un'opera, ancorché un'opera importante, una grande opera pubblica, ma anche nei momenti di criticità, quando appunto è quasi crollato un sottopasso ferroviario e ha messo in campo tutte le sue eccellenze proprio per risolvere in tempi brevissimi questa criticità improvvisa. Dall'altro FVG Strade che oggi prende in carico la manutenzione e la gestione di questa arteria che sappiamo essere un elemento anch'esso molto importante per la sicurezza stradale.